Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Ragazzi, purtroppo ho chiuso male le qualifiche in Germania, un 18° tempo abbastanza beffardo. Purtroppo non sono riuscito a trovare un setup adeguato. Niente, ho sbagliato un paio di giri, chiaramente non posso fare al massimo 2 giri se voglio dopo avere il carburante e le gomme a posto, perché il tempo è quello che è. E quindi vabbè, insomma ragazzi, è andata così, in gara possiamo recuperare. Pole per Nicolino Rosberg, secondo Hamilton le Mercedes stanno letteralmente dominando le qualifiche e quasi anche il campionato. Andiamo fiori. Gran Premio di Germania. Prevedo una gara difficilissima, tutta in difensiva, perché vado peggio che a Silverstone, veramente male. Ok, devo allenarmi, cazzo, vai. Qua ho rischiato il tutto, ho rischiato. Siamo 16esimi, un po' di bagare davanti. Ok, Come, ok, spingi Come, spingi. 8° posto, non male. E adesso anche difendiamoci, chi se ne frega. Bravo Come, 6° posto. 6° posto come indiano. Abbiamo Raikkonen davanti. Concentration, please, concentration. E questa è una curva, questa qua è una curva che non riesco mai a prendere in pieno. E se la prendo in pieno vado a sbattere. In qualifica ho fatto cagate a nastro. Come ho perso la macchina. Mamma mia, come l'ho persa. Persa 2 volte, mamma mia, male, l'ho detto ragazzi. Qua in Germania è così. Carburante normale. Qua in Germania purtroppo l'è così. E non capisco il perché, francamente. La vecchia Hockenheim, quella sì che era bella, cazzo. La vecchia Hockenheim dominava. Dato questo circuito di merda. Proprio sto Hockenheim qua non mi dice niente, sinceramente. Non ha personalità, secondo me, questo circuito. Non ha personalità. Poi il Come va male, quindi è ancora peggio. Proprio una cosa indegna. Dai Come, vola. Ma sta curva non so mai come prenderla, veramente, io chiedo scusa. Non so mai come prenderla, nessun ritiro comunque. Le macchine hanno passato bene, le monoposto hanno passato bene. Basta Come, basta però. I primi 2 giri. Però c'è che questo secondo me è il gioco più difficile, in senso, i giochi di macchine sono i più difficili da commentare in diretta, perché veramente poi se uno non è un fenomeno abbastanza difensiva, purtroppo, ecco, bene, purtroppo l'Hockenheim è così. Non pensavo addirittura peggio di Silverstone, onestamente, come passo gara, vabbè. Anche il 6° posto non è da buttare, chiaramente, ma il podio, scordiamocelo, insomma, salvo colpi di scena, per il momento neanche. Ok, comunque dicevo, salvo ritiri sarà molto molto dura arrivare, cioè massimo secondo me è il 6° posto in questo momento, finora a 0 ritiri, quindi una gara anche pulita. Dai fioi. Prossimo giro devo andare ai box. Pneumatici morbidi. Vari morbidi.
Siamo ancora sulle morbide, proviamo una strategia aggressiva. Proviamo una strategia aggressivus. Attenzione Button, prova ancora Jenson. E Jenson ci supera. Mamma mia, ha rischiato quel tamponamento colossale. È andata bene, però vado lungo. E Button mi supera. Niente da fare, ragazzi. Proprio non ci siamo. Non ci siamo proprio qua in Germania. Non riesco a trovare il ritmo gara. Vabbè, fioi. Sì, nell'1, ma nel 2 e il 3 sono di una lentezza disarmante. Guarda, andava anche ai box, che pirla che sono. Vabbè. Abbiamo perso una posizione, proprio regalato una posizione. Vai, muovetevi, vai, 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 vai. Ancora morbide. Vai, via. Siamo 13esimi in questo momento. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Anzi, 14esimi. Siamo sprofondati nelle retrovie. Ti abbiamo fornito delle gomme a mescola morbida. Hai ancora 2 soste da effettuare. Ok, Paolotto. La vettura che ti segue monta pneumatici duri, quindi girerà più lentamente. Devi tentare di aumentare il distacco. Beh, Ericsson, se non superiamo neanche Ericsson, veramente. Eccola qua. Ericsson cerca il sorpasso. Ecco, superato agevolmente. Dobbiamo volare, cazzo. Dobbiamo letteralmente volare. I meccanici Mercedes hanno optato per gomme morbide. Rosberg su gomme morbide. Ok. Bruttissimo. La temperatura delle gomme è troppo elevata. Non ci credo. In curva. Ai 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 ai. Niente, lo sapete, purtroppo a me non piace il flashback. Primo ritiro stagionale, non ho parole. È andata così, ragazzi. L'unico ritiro anche, porca puttana. Tutto bene? No, sto bene un cazzo, doppietta Mercedes. Siamo sesti nella classifica con 84 punti, fortunatamente ne abbiamo perso tanto da Alonso. Nella costruttori siamo quarti, è un distacco un po' più elevato. E niente, ragazzi, come sapete io non uso flashback, sono uscito e quando il comandone esce non riavvia, ragazzi. Questa è la mia mentalità, perché come nella Formula 1 reale, se uno sbaglia è fuori, ragazzi, quindi usare flashback e tutto per me è almeno una stronzata. E niente, non so cosa dire, sinceramente una beffa incredibile, primo ritiro della stagione in Germania, per carità avevamo un passo molto molto basso, però insomma potevamo fare sicuramente un po' meglio. Adesso, ecco qua il comandone disperato. Adesso chiaramente andiamo in Ungheria con la consapevolezza che dobbiamo assolutamente fare un grande risultato. Dobbiamo fare un grandissimo risultato, qua i meccanici se ne vanno, ecco, le telecamere se ne vanno, molto bene. E niente, ragazzi, purtroppo primo ritiro stagionale a Hockenheim. Vabbè, purtroppo ci può stare, vediamo le mail. Vediamo un attimo per il Gran Premio d'Ungheria, previsto un nuvoloso. Sfida compagno sempre 3 a 5. Dati gara, vabbè. Offerte. Porca puttana. Ragazzi, mi vuole la Ferrari. Questa secondo me è un'occasione da cogliere al volo. Cioè, ragazzi, la scuderia Ferrari vuole comandone. Incredibile, grandissima notizia. Volta Gabbana. Ma un'occasione troppo d'oro. A metà stagione la Ferrari, visto le brutte prestazioni di Kimi Raikkonen, e punta tutto sul pilota italiano veneziano che ha fatto una prima parte strepitosa. Quindi ritiro comendiano, ma bella notizia. Raga, siamo in Ferrari.
e il godimento è abbastanza incredible. Ok, perfetto. Adesso chiaramente arriva anche Bottas e va via Raikkonen, che però ha fatto i suoi punticini. Niente raga, nella sfiga abbiamo avuto l'occasione della vita, siamo in Ferrari, adesso possiamo puntare magari anche alla prima vittoria in carriera. Raga, un saluto da Kumendon veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.